l'attività chirurgica avrà più offerta di ricovero, in quanto i pazienti Covid positivi che venivano ricoverati nell'ospedale di Conegliano avevano trovato una localizzazione nell'ambito del polo chirurgico. Questo è uno dei primi effetti del ritorno alla normalità per l'ospedale di Conegliano. Giovedì scorso infatti è stata presa la decisione di chiudere il padiglione dedicato ai malati di coronavirus, accorpando tutto all'ospedale di Vittorio Veneto. Questo a seguito del continuo calo di ricoveri per una struttura che ha contribuito in maniera importante a gestire il contagio in Sinistra Piave. Nella seconda ondata, a partire da luglio, sono stati ricoverati presso il presidio di Conegliano circa 200 pazienti Covid positivi, gestiti nei vari livelli di intensità di cura. Da oggi dunque l'ospedale della Città del Cima torna lentamente alla normalità per l'assistenza ai pazienti colpiti da altre patologie diverse dal Covid. Attenzione massima a quelle tumorali. Chiaramente, ma questa era un'attività che veniva già predisposta anche nel periodo Covid e non è mai stato effettivamente ridotto a quel tipo di attività, cambia solamente il modello organizzativo con cui verranno ridistribuite e riallocate le attività di ricovero. Pronto soccorso comunque aperto per chi presenta sintomi da contagio Covid. Verrà sicuramente individuato con tutte quante le tecniche che ci permettono di fare una diagnosi precoce e se dovesse risultare positivo verrà ridistribuito su un percorso, all'interno di un percorso codificato che include tutta la rete dei servizi della ULSS 2, ma a livello territoriale sicuramente il polo di riferimento sarà quello di Vittorio Veneto.